Rivarolo Mantovano ospita per il secondo anno la Fiera del Libro. La Fiera del Libro è un'occasione per il nostro territorio di ritrovarsi unito attorno a un tema comune, quello della letteratura, quello dei libri. Nella fattispecie Rivarolo quest'anno mette a disposizione il suo salotto migliore, che è la piazza, e questa veduta sulla piazza all'interno del prestigioso palazzo comunale, nella fattispecie dalla parte, diciamo, della Fondazione Sanguanini. Questo evento è particolarmente importante ed è rivolto non solo al territorio, ma anche al territorio inteso come comunità intera. E mi piace immaginare questo evento in relazione alle scuole, ai giovani ragazzi, a quelli che un domani saranno i lettori di domani, perché i libri ci aiutano ad avere gli anticorpi per riuscire a interpretare e a capire questa società complessa e per molti aspetti violenta, aggressiva. Ecco, i libri ci aiutano ad avere gli anticorpi per inserirci da un lato dinamicamente in questa società e dall'altro per non farci assorbire dai giudizi e dalle considerazioni che questa società vorrebbe imporci. È la nona edizione della Fiera del Libro, è un appuntamento che per noi dell'Olio Po è molto importante perché consente a tutti di presentare alla cittadinanza e a tutti anche i fruitori di biblioteche che normalmente non hanno a disposizione i libri, la possibilità di comprare libri delle varie associazioni e vari comuni. L'organigramma della società storica si è rinnovato, ma la voglia è sempre quella. Sostanziali novità non ce ne sono perché la formula è vincente. L'accezione di Olio Po, per noi dell'Olio Po, è quella di intendere libri che hanno come soggetto argomenti storici e non storici riguardanti il territorio mantovano oltre Olio, ma anche di autori dell'Oltreolio che si occupano di questioni più generali, non per forza inerenti al nostro territorio. Ci saranno circa 10 presentazioni di mezz'ora l'una che saranno nella sala a fianco del Camino Molto Bella, dove ognuno presenterà con un accompagnatore, con un introduttore, come si diceva un tempo, il proprio libro. La questione più importante che va sottolineata con questa fiera, con questa iniziativa, è quella di manifestare quanto sia vitale da un punto di vista bibliografico e storiografico il nostro territorio. Sono tante piccole realtà vive e devo dire che questa rimane un'eccezione assolutamente importante e da valorizzare per l'intero territorio mantovano. Io oggi presento il libro che nasce dalla tesi di laurea che ho svolto a fine 2016 in studi storici e filologico-letterari all'Università di Trento. Tratta degli statuti rinascimentali dello Stato di Sabbioneta, statuti che incarnano un po' anche lo spirito di questa manifestazione, perché raccontano della trasformazione del nostro territorio dal centro, che era Rivarolo Mantovano, Rivarolo Fuori, dove ci troviamo oggi, verso Sabbioneta. Quindi in questo libro, questo tema, racchiude un po' anche queste vicende ed è bello presentarle qui oggi perché lo spirito della giornata è proprio questo, unire il territorio, ed è importante andare avanti su questa strada.